Aziende sempre più connesse, ma aziende sempre più esposte ai rischi di Internet. È per questo che Apindustria, al mandamento di Vicenza, ha organizzato un interessante convegno dal titolo Tutti i rischi cyber, strategia e tutela, organizzato nella sala convegni. Sentiamo. E abbiamo qui Carlo Alberto Sartor, informatico, tutti gli occhi puntati su di lei perché può dare delle risposte sotto l'aspetto appunto pratico. Allora, questo problema della cybersicurezza va crescendo di giorno in giorno? Sì, c'è una crescita praticamente vertiginosa dei casi di attacco, di danneggiamento, di intrusione e di vari reati che vengono consumati attraverso la piattaforma informatica. Quali danni principalmente o più comunemente può subire un'azienda? Dunque, ci sono dei casi che sono i famigerati CryptoLocker, quindi un software che cancella i dati dell'azienda, li rende indisponibili di fatto e l'azienda si trova praticamente Bloccata. bloccata completamente. Sono frequenti anche a Vicenza? Sono frequenti, creano molti problemi e stanno passando dal semplice blocco dei dati al blocco dei servizi, al blocco addirittura abbiamo dei casi di infrastrutture tecnologiche di aziende che vengono bloccate. Quindi danni anche per milioni di euro. Sì. Voi siete qui anche per dare delle risposte. Ad esempio, dove può indirizzarsi un'azienda così, diciamo, vagamente sprovveduta su questo fronte? Ecco, la cosa importante è non essere sprovveduti e cercare di tirarsi fuori da una situazione in cui non si prende in considerazione il rischio informatico. Quindi l'importante è prendere in considerazione l'aspetto dei rischi, consultare degli addetti ai lavori che abbiano una certa capacità e affrontare la valutazione del rischio, che è il primo elemento da fare, cioè capire quanto la piattaforma informatica è esposta ai rischi di un attacco, di un danneggiamento da parte dell'hacker. Dopodiché, fatto questo, si può elaborare delle soluzioni per ridurre il rischio o per eliminarlo del tutto. Avvocato Silvio Regis, qui in questo importante convegno per parlare degli aspetti legali legati alla cybersicurezza. Che cosa si rischia? I rischi sono non da poco perché la cybersicurezza ha impatto sulla struttura aziendale sia sotto il profilo della responsabilità amministrativa delle società, sia sotto il profilo adesso della responsabilità per violazioni della tutela dei dati personali, visto che c'è la normativa europea che entrerà in vigore a tutti gli effetti fra un anno e quindi è il momento giusto per approfondire il tema e cercare di trovare delle contromisure di fronte ai problemi che arriveranno e che già sono avvertiti dalle aziende come attuali. Quanto è entrato nel mondo, diciamo così, forense, nel mondo della giustizia, questo aspetto della cybersicurezza? Lei se ne occupa, credo, insomma, abbastanza spesso. Sicuramente comincia ad avere più attualità perché i casi sono anche noti ormai sulle cronache, anche se nella gran parte vengono tenuti nascosti perché sono eventi problematici per le aziende da gestire e anche che gettano un certo discredito sull'azienda, quindi c'è una forte attenzione e c'è anche una preoccupazione perché i reati informatici fanno parte dei reati dai quali può discendere la responsabilità penale dell'azienda, che significa problemi pecuniari e anche problemi di interdizione dell'azienda allo svolgimento dell'attività. Un piccolo esempio per concludere, il caso di reato informatico più diffuso. Alcuni reati informatici di particolare rilevanza sono gli accessi abusivi a sistemi informatici di terzi, sono per esempio altri elementi sono quelli della duplicazione dell'identità digitale, che quindi può portare anche a responsabilità dell'azienda che non si è dotata di strumenti di tutela preventiva sufficienti, e le conseguenze sono pesanti perché il reato informatico porta anche come conseguenza la possibilità che sia interdetta l'attività dell'azienda, quindi è sostanzialmente il carcere per l'impresa, che ovviamente è una conseguenza con effetti distruttivi. Alberto Bagolan, Security Manager di Italica Forensis ed è anche il promotore di questo importante convegno sulla cybersicurezza. Lei opera nel settore, innanzitutto perché questo convegno con Apindustria? Allora, abbiamo esperienze giornaliere di problematiche a carattere di sicurezza informatica. Io ho accennato come consigliere di Apindustria per il mandamento di Vicenza, ho consigliato di fare questo evento per dare la possibilità alla gente visivamente di vedere quanto è facile purtroppo ad entrare nella privacy personale della gente. Ecco, è un problema sempre più diffuso man mano che si va avanti. Cioè quello della sicurezza e della privacy. Purtroppo sì, non solo, questo problema ce l'avremo
ed è quello che faremo capire oggi. Ce l'avremo ancora di più nell'ambito delle automobili. Adesso le auto tutti quanti faranno il massimo per metterle su Wi-Fi, per fare... Queste cose qua saranno i problemi del prossimo futuro. Cioè, noi abbiamo una legge che parla di privacy. Da quando è nata quella legge lì la privacy è finita. Appindustria ha preso in carico questa cosa, la sta portando avanti molto seriamente attraverso il suo presidente e tutto quanto. Io ho avuto, grazie a loro, la possibilità di dare un cenno di questo, loro subito hanno capito quanto importante era e siamo arrivati ad oggi. Allora, il Mandamento di Vicenza organizza un convegno che per alcuni può sembrare anche poco interessante, ma in realtà tocca da vicino l'aspetto economico delle aziende. Chiaro, allora io ho assistito parecchio anche con Alberto che sapevo che seguiva tutte quelle cose lì, e anche con Paolo vivo per la parte invece fiscale, legale scusa, del progetto, e siamo riusciti a organizzare con grande anche successo, perché ho visto parecchie persone in questo convegno sulla sicurezza a livello computer. Siete tutti imprenditori qui praticamente. Ecco, quotidianamente alle prese con questi problemi, o sbaglio? Una buona maggioranza sono imprenditori. Noi diciamo che in questo mondo nuovo si continua a prendere sempre più delle, fra virgolette, bidonate o camionate, e conviene prepararsi nel nuovo mondo internet, nel nuovo mondo carte, nel nuovo mondo di pagamenti, tutto quanto. E per lo Street TG di TV Web è tutto. Paolo Usinabbia.